Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è praticamente l'ultimo giorno di febbraio, ci apprestiamo per entrare nel mese di marzo, dunque ci avviciniamo anche a un cambio di stagione, dunque siete pronti, anche se ancora è lontano il momento della primavera, però siamo comunque con grandi cambiamenti alle porte. Come state? Vi ricordo che, oggi è il primo appuntamento delle dirette serali della settimana. Ci ritroveremo comunque mercoledì alle 21:15 e venerdì sempre alle 21:15 su questi canali. Dunque, se non dovessi riuscire a rispondere a tutte le domande, che mi porrete durante la diretta, avrete comunque altre opzioni. E vi ricordo comunque che le opzioni continuano anche al mattino con le dirette del Marietto alle 11:20. Dunque, non preoccupatevi, abbiamo molte possibilità insomma di, restare in contatto e di, avere, come dire, un rapporto anche più diretto rispetto a quelle che possono essere le condivisioni sui vari gruppi Facebook o quello che trovate all'interno del nostro sito. Ma a proposito di questo, vi ricordo che noi siamo su Facebook, sia il Marietto Veneziano che la sottoscritta, ci trovate sia con nelle pagine dei nostri diari, nelle pagine professionali e nei gruppi, Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e il gruppo, I Casti Sacerdotali. Dunque, se vi piacciono queste discipline che sono insomma la nostra materia, quella che appunto mettiamo a disposizione anche per le consultazioni private, allora potete tranquillamente chiedere l'iscrizione a questi gruppi, vi aspettiamo sicuramente a braccia aperte. Vi ricordo che trovate molto materiale a disposizione non solo nei gruppi, ma anche nei nostri canali YouTube, attraverso le varie playlist dove abbiamo raccolto materiale e divulgazione sempre gratuita, e nel nostro sito www.ilcapitano.intervista.org, vedete in sovraimpressione la home page, e all'interno di questo sito, girando tra le varie sezioni, troverete moltissimo materiale che potrete scaricare gratuitamente, raccolto in dispense oppure anche semplici PDF. Le dispense sono organizzate attraverso anche qualche piccola breve spiegazione, per le quali però trovate insomma di approfondimenti all'interno dei nostri canali YouTube, sempre come vi dicevo appunto nelle playlist organizzate per argomento. Ovviamente per gli amanti della radionica e della radiestesia non possono mancare i nostri servizi di riequilibrio, i nostri protocolli che effettuiamo il venerdì. Il venerdì sera dopo la diretta lavoriamo per reindicizzare le frequenze delle persone che si sottopongono appunto a questo trattamento, per armonizzare le varie aree della loro vita. È un trattamento che eseguiamo la sera, non a caso, non certo perché così la fantasia, ci dice così, ma perché per esperienza abbiamo compreso che, dormirci su è la cosa migliore per vedere le frequenze in azione in modo molto più immediato, e anche perché molte volte questi riequilibri portano proprio un po' di sonnolenza, un po' di eccesso di rilassatezza. Se dovessimo farlo durante l'arco della giornata magari avreste qualche piccolo cedimento in orari non adeguati. E, ovviamente a questo abbiamo accostato anche i protocolli di riequilibrio post vaccinazione, perché purtroppo sono, ehm, trattamenti farmacologici che non sono totalmente esenti da effetti collaterali avversi. Dunque cerchiamo nel nostro nel limite del nostro possibile e sempre rispettando appunto i principi dei riequilibri energetici, di dare un contributo proprio perché insomma si affronti meglio questa prassi. E, che dire altro? Ovviamente trovate anche altri servizi sul nostro sito, nella sezione shop troverete sicuramente un ciondolo che spingiamo ovviamente da un po' di tempo, perché riteniamo essere un qualcosa di veramente importante. Primo perché per la nostra tradizione, la tradizione cabalistica, questo ciondolo ha un significato grandissimo.
ma anche per gli amanti degli angeli, sappiate appunto che, gli angeli che sono così, molto di moda in questo momento o comunque conosciuti, anche diffusi da, alcune, diciamo così, alcuni esperti, ad alcune, filoni della New Age, comunque, hanno un'origine cabalistica. Sono stati appunto i cabalisti i primi a dare nome a queste forze, queste intelligenze divine e a studiarne l'approccio, il loro scopi, funzione e a appunto trasmettere questa saggezza che è racchiusa appunto in questo ciondolo. Inoltre, oltre ad essere già importante così, non fosse altro perché porta questi nomi, i nomi delle Sefirot, che non sono altro che appunto le case, tra virgolette, no, di queste entità meravigliose, è anche questo ciondolo programmato radionicamente e radiestesicamente per la difesa e la protezione a 360 gradi e mai come in tempi attuali ne abbiamo bisogno. Dunque, se siete interessati a questo articolo potete contattarci privatamente oppure addirittura agire autonomamente tramite il sito. Abbiamo comunque anche altre opzioni che sono i sigilli di difesa, protezione, ma anche sigilli di prosperità, per l'amore. Abbiamo insomma moltissime cose che, possiamo attuare come sistemi di correzione per quelle che possono essere le disarmonie, anche a partire dalle disarmonie astrologiche della vostra data e ovviamente la ritualistica alta magia cerimoniale di estrazione salomonica cabalistica. Dunque, se avete necessità di intervenire in qualche modo, vi ricordo che, va comunque effettuata un'indagine preliminare per capire qual è l'intervento più adatto in base alla vostra necessità e richiesta e vi ricordo assolutamente che i tempi dei rituali magici non hanno niente a che fare con Harry Potter, dunque ci vuole tanta santa pazienza perché le intelligenze divine si muovono sempre e solo quando le condizioni sono più favorevoli anche rispetto al karma, ma di fatto chi ha pazienza vede risultati. Bene, allora, che dire? Io direi di cominciare intanto con i saluti alle persone che si sono collegate questa sera. Buonasera Pierluca, grazie, grazie Pierluca, si vede che ha letto, ultimamente mi prodigo sulla pagina, sul mio diario, perché sono tempi difficili, la gente ha bisogno, anche il Marietto sta facendo moltissimi video per spiegare un po' i tempi attuali e quali sono nel paniere delle nostre possibilità, delle cose che possiamo attuare per cominciare a difenderci o per proteggerci. Ma cominciamo a rispondere a qualche domanda. Dunque Deborah, buonasera anche Vicorn, poi direi ecco, Deborah, allora ciao sono Deborah, 1° luglio 91, Marco 26 aprile 97, succederà qualcosa tra noi? Grazie, allora vediamo un po' cosa ci dicono le sibille. Mi raccomando, vi chiedo di partecipare, nel senso se volete interagire con me scrivete e mi raccomando se non siete poi lì ovviamente passo alla domanda successiva. Deborah, puoi confermarmi che sei ancora collegata, che sei qui? Ovviamente immagino che ci siano i tempi legati appunto alla differita di quando io dico una cosa e di quando voi la ricevete e di quando mi scrivete e di quando arriva, dunque ci sono sicuramente dei tempi un po' elaborati. Deborah, ci sei? Oh, perfetto, beh, ha scritto, direi di sì. Allora, vediamo un po'. Deborah e Marco, vediamo se succederà qualcosa tra loro. Ho intanto ubriacato le sibille. Allora, beh, vediamo un po' intanto, sì, ci sei benissimo. Intanto qua comunque ci sono delle cose che sembrano svilupparsi tramite la conversazione, il dialogo, ci sono degli interessi, ma anche delle aspettative, dei desideri, no? Ora mi viene di chiederti, vi conoscete di persona o è una conoscenza virtuale avvenuta online?
Intanto giro le carte della stesa. Allora, vediamo se mi rispondi, Deborah, se vi conoscete di persona. Qui c'è comunque una qualche piccola indicazione. Diciamo che già nella linea del passato, non so se in qualche modo c'è già stato un distanziamento fra voi di persona. Infatti vedo che c'è stato un periodo di lontananza, non so se o riguarda una lontananza fra voi, o un periodo in cui magari ti mancava qualcosa, qualcuno, vivevi una forma di tormento e si presenta, diciamo così, questa occasione, questa opportunità. Sembra, non lo so, siccome la carta della donna di servizio spesso parla delle nostre mansioni, dei nostri compiti, delle cose da svolgere, a volte anche di questioni lavorative, potrebbe indicare magari che il contesto, non che abbia a che fare direttamente o necessariamente con il lavoro, ma magari andando a lavorare lo ha incrociato, oppure lo ha incontrato per questioni che in qualche modo hanno a che fare col lavoro. Ma diciamo che c'è stato fin da subito comunque un qualcosa, che si è mosso, ma anche una qualche, delusione o notizia che ti ha lasciato un po' pensare. Al momento al momento però c'è una situazione un po' particolare, perché o lui o lui ha già una figura accanto, perché qui c'è una donna maritata, potrebbe indicare magari una fidanzata, una convivente, una compagna, qualcuno che lui ha ufficialmente. E se, vedi, compare qualcosa del genere, compare anche il tentativo in qualche modo. È una persona nuova? Ah, okay, della cerchia di amicizie dell'ex. Comunque, ehm, allora vedi, in qualche modo comunque, tra le tue varie, attività, le cose che svolgevi, ecco, c'è stato questa o fa parte insomma di questa cerchia, come hai detto tu. Tra l'altro abbiamo visto anche al taglio, la carta della conversazione parla della cerchia di amicizie. Allora, al presente si vede un interesse da parte tua, ma c'è anche un'altra, come ti ho detto, sembra che ci sia una situazione. È single, ma sei sicuro? Perché qui compare comunque una donna. Allora, o è oggetto di interesse anche di un'altra persona, c'è un qualcosina però, perché il ladro è oh, ma allora o sei tu che sei già impegnata, non lo so, perché in genere quando compaiono queste carte è una situazione che si insinua in un'altra, cioè è raro che sia per una persona single, a meno che tu non stia agendo non dichiaratamente. Boh, comunque occhio, c'è qualche ostacolo, ma c'è anche chi osserva i movimenti, potrebbe essere oggetto di attenzioni, appunto, come dicevo, da parte di un'altra donna. Comunque nel prossimo periodo non mi sembra che insomma vada granché, perché sì, c'è un qualche pensiero, però sembra più agganciato a forme di frustrazione rispetto alla realizzazione, di un qualcosa di sentimentale. E infatti anche il vedovo non è che proprio dia, margine di una realizzazione immediata. Se c'è un qualcosa, è un qualcosa veramente limitato nel tempo, proprio una cosa tipo mordi e fuggi, oppure potrebbe anche indicare che tutto sommato anche solo per però insomma non sembra svilupparsi. Attenzione però, perché qui invece parla di un ritorno con una persona, vedi? Cioè, allora, il ritorno con una persona amata, lontana. Qui c'è una carta che è di lontananza, o che vive altrove, oppure e qui, non so se è per lui, okay, comunque non la vedo tanto, e tra l'altro anche nell'esito non è che ci siano carte che lasciano molto margine alle speranze. La prigione, la speranza, la nemica, la gelosia, ci sono troppe interferenze e
non escludo che comunque magari in futuro possa anche svilupparsi qualcosa, ma a me sembra più che altro che qualsiasi, cosa vada poi ad arenarsi perché lui torna con un'altra persona o, boh, c'è un altro incontro, magari di una donna che era già suo interesse in passato, ma non vedo granché, mi dispiace Deborah. Prego. Allora, vediamo la prossima domanda. Irene, 22 maggio 65, Emiliano, 26 novembre 54. Allora, Irene, sei qui? Sei collegata? Sei presente? Ho bisogno che tu mi dia conferma. Vediamo un pochettino se ci sei. Io aspetto un attimo, mi raccomando, perché se scrivete e poi dopo non restate lì, io passo alla prossima domanda. Ah, ok, perfetto, ci sei, benissimo. E allora, ho sbattuto. Dunque, Irene ed Emiliano. Allora, posso sapere qualche dettaglio in più? Ehm, tornerà evidentemente, indica che c'è stato un qualcosa e che adesso non c'è nulla in questo momento, vediamo un pochino. Ehm, comunque mi raccomando, se è il caso interagisci, io intanto chiedo alle Sibylle cosa succederà se lui tornerà, vediamo un po' il prossimo periodo, cosa vi riserva. Ma allora, guardo un attimino, non lo sento da 4 mesi. Ok, allora ascolta Irene, qui c'è un qualcosa perché i deliranti è una carta che insomma è quando qualcuno straparla, quando qualcuno dice cose che poi non hanno nessun tipo di concretezza o attinenza con la realtà, sono carte che spesso lasciano intuire poco fondamento o cose negate e qua sembra che viaggino tramite che le comunicazioni abbiano, non so, avuto questo tipo di impronta. Non è il massimo per ora, però vediamo, perché a volte può anche essere legato a pettegolezzi o cose dette, insomma, vediamo un po' però. Oh. Allora, ehm, dunque, ma sai all'inizio io ti parlo ovviamente partendo dalla linea del passato, senza avere poi cognizione di una tempistica precisa, perché, le sibille parlano per eventi ed è, non sempre facile poi comprendere a che livello. Vediamo solo che si sviluppano in una certa sequenza. Quello che ti posso dire è che in passato la cosa sembrava andare molto bene o ha avuto un periodo di particolare slancio, ma questo slancio, poi vedi come c'è stato così si è chiuso, per qualcosa che evidentemente non è stato stabilito da te. Ehm, mh. Ora c'è un qualcosa, intanto c'è il dispiacere per un legame ufficiale. Mh. Ma siete impegnati, con altre persone? Lui ha un'altra figura accanto? C'è perché qui ovviamente se ti dispiace, se soffri per qualcosa vuol dire che insomma, potrebbe non essere un uomo libero, oppure, che magari certe promesse sono state pesantemente disattese, magari tutte e 2 le cose. Comunque c'è un molto darsi da fare, non so se sei tu che lo tieni parecchio d'occhio, perché comunque la carta del nemico spesso, oltre che di ostacoli, parla anche di, ah, dopo 3 anni insieme si sta separando, okay, va bene. Allora, diciamo che, comunque la carta del nemico spesso parla di
controlli, di ostacoli, di chi ci spia, oppure magari sei tu che in questo momento, proprio perché non lo senti, lo tieni particolarmente d'occhio per come puoi, mh. Comunque io vedo che in qualche modo nel prossimo periodo qualcosa potrebbe succedere con questa figura, perché c'è una riuscita nel tempo. Ma attenzione perché comunque lui compare come l'artista. Devo dirti che l'artista nelle questioni sentimentali non è proprio il massimo. Potrebbe descrivere una persona che ha, interessi in materie d'arte, oppure che comunque, ha è estroverso, ma attenzione, spesso è il narcisista, è qualcuno un po' bugiardo, cioè fai attenzione perché sì, lui torna, ma torna o penso che torni, comunque c'è una realizzazione, un successo, ma è sempre un po' una caratura di un certo livello. E vedi che c'è comunque addirittura qualche incontro, dunque c'è un qualcosa che arriverà nel prossimo periodo e penso che arrivino anche degli incontri, ma c'è sempre un po' la necessità di riflettere bene, di trovare soluzioni, di discernere fra quello che dice, perché c'erano pure i deliranti al taglio. Attenzione. E poi e poi, lui comunque è un tipo da farci attenzione, è comunque un calcolatore, è uno che si muove solo se ha un tornaconto. Fai attenzione, perché è vero che tornerà all'attacco, però poi ci saranno anche situazioni che invece, saranno pesanti. Dunque bisogna capire se per te veramente il gioco vale la candela per questo soggetto. Mh. Comunque attenta, sì, lui si riavvicina, ma porta un po' di guai, non è proprio un tipo attenzione. Allora, Annalisa. Allora, chiede se sarà sbloccata sui social. Anna, 28 giugno 70 e lui Stefano, 17 maggio 65. Intanto saluto anche Michela. Buonasera, bentrovata, ben ritornata. Allora, beh, Annalisa sei qui? Prego Irene. Annalisa sei qui? Sì, sì, perfetto, c'è. Benissimo. Allora vediamo. Sai, non so se avevi fatto la stessa domanda anche 2 mesi fa, vediamo comunque di riformularla adesso. Sapete le sibille comunque entrano in risonanza sia col momento presente, con lo stato d'animo che coglie in questo momento in cui le interroghiamo. Di fatto vediamo un attimino se è cambiato qualcosa o se era solo questione di avere un po' di pazienza in più, vediamo un pochettino. Se Stefano ti sblocca, vediamo cosa farà, anzi chiediamo così, cosa farà Stefano nei tuoi riguardi? Vediamo un po'. Mh. Ma, mhmm, eh è una situazione un po' critica, Ci sono menzogne, ci sono cose che vengono fatte alle spalle. Bah, vediamo un po' di capire di più. Mh, allora, ma, avete forse discusso perché uno dei 2 accusava l'altro di flirtare con qualche altra persona ancora? Faccio una domanda, non mi ricordo assolutamente, oltre al fatto che è passato tempo,
troppo, non conosco la tua storia in modo, come dire, personale, ecco, come può succedere magari con persone con cui, ho modo di fare un consulto privato, ma, qui sembra proprio che, insomma, la cosa se non c'è stata una discussione per gelosia, per il sospetto che qualcuno flirtasse con qualche altro, mentre eravate in relazione o comunque in contatto voi, può indicare che era nato qualcosa, ma un qualcosa sì, è vero, menzogna okay, ma era nato qualcosa che però, cioè c'era un margine per magari anche crescere e fare dei qualcosa in più, ma attenzione perché speranza, allegrezza al cuore sono carte comunque prevalentemente di, un qualcosa che non è, necessariamente profondo, okay, dunque lui probabilmente era lui geloso oppure non lo so, comunque adesso rispetto alla sua intenzione nei tuoi confronti io lo vedo ancora, come dire, piccato, diciamolo così. Piccato perché c'è ancora la carta della superbia, dunque l'impuntura d'orgoglio, la reazione esagerata, la mhmm, una cosa inadeguata alla situazione, dunque sì, lui, okay. Dunque lui secondo me, è un po' per partito preso che mantiene questa linea per ora, okay, dunque nel presente si vede ancora, ma si vede cosa? Un turbamento. Io ora mi dici per cortesia, Annalisa, se per caso, oltre a Facebook su cui ti ha bloccato, sui social dove lì che ti ha bloccato, se voi vi siete mai visti di persona, se c'è comunque una conoscenza o la possibilità di incontrarvi di persona, perché comunque io lo vedo dubbioso sul fatto di vedi, fermo sulla sua posizione in modo, come dire, orgoglioso, ma comunque lì fortemente indeciso se comunicare. La carta della stanza possono essere incontri di persona, può essere anche qualche notizia. Dunque sì, vi siete visti, okay. Dunque probabilmente ci pensa. Nel prossimo periodo può avvenire un qualcosa, però è lampo stampo, vedi, costanza, imeneo, ma disgrazia. Dunque perché ti dico può venire qualcosa? La carta della costanza è una carta di riuscita, di sblocco, cioè più sblocco della carta della costanza non c'è. Però come ti sblocca, così poi avviene di nuovo un qualcosa. Dunque è un po', come dire, magari ti sblocca e ti blocca e nemmeno te ne accorgi, perché lo fa per venire a dare uno sguardo, a curiosare, poi ti blocca di nuovo, però io lo vedo, come dire, un po', cioè che ti sbloccherà, ma poi succede di nuovo un qualcosa. Può essere ancora una discussione, perché magari, riallacciate, come dire, la cosa, ma toccate di nuovo quegli argomenti. Mhmm, cioè dall'alba al tramonto, okay, però lui sembra attenzione, sembra valutare. Ora io non so se lui sta valutando te o un'altra figura, cioè non adesso, in futuro, perché lo vedo che ti sblocca, però c'è qualcosa, un intrallazzo, mettiamola così, un intrallazzo che però ha, come dire, una valutazione se vale la pena, se capisci cosa cerco di dire? Dunque, magari sta tenendo in considerazione o terrà in considerazione un'altra persona, okay? Potrebbe essere comunque una persona che è già madre o pur essendo giovane. Comunque c'è un qualcosa di volubile nel suo fare, non è fermamente deciso. Comunque qui c'è un qualcosa però che poi cambierà. Dunque si tratta di avere pazienza, pazienza Annalisa, perché ti ripeto, lui un po' secondo me, ehm,
il suo malpensare non è completamente da innocente, okay, dunque anche lui forse ha un qualcosa, no, cioè per pensare o attribuirti delle cose, magari non sempre è stato perfettamente trasparente. Abbiamo visto che comunque c'è un qualcosa una valutazione di questa figura giovane. Ora non mi ricordo che date mi hai messo, aspetta che vado a guardare. Okay, 65, va bene, non ehm, era per guardare questa figura, questa donna giovane, chi potesse essere, ma di fatto c'è comunque, vedi, un qualcosa che può cambiare anche un po' all'improvviso e può sancire o una chiusura, un suo cambiamento totale che porta comunque un chiarimento. E questo cambiamento totale può corrispondere anche con una chiusura nei confronti di questa figura che sembra valutare poi in futuro. Comunque, qui abbiamo visto lo sblocco, qui abbiamo visto un un sanare una situazione, dunque secondo me puoi vedere qualcosa in futuro, però insomma, se è già un po' di tempo che non vi sentite, magari è il caso di cominciare, a estendere, come dire, l'attenzione un po' altrove, perché comunque come ti ho detto arriva, ma ecco, non ci farei tanto affidamento, okay? Okay, benissimo. Allora, ma io lo vedo che la sta valutando, dunque probabilmente è vero che si scrivono. Allora, bene, ho ricevuto il segnale, le luci del teatro quando avvisano. Intanto buonasera anche Cira. Bene, allora io vi ringrazio per aver partecipato, vi ricordo l'appuntamento mercoledì 21:15, dunque non temete, torno con voi mercoledì sera e domani mattina il Marietto è con voi alle 11:20. Dunque se non avete altri impegni e non sono riuscita a rispondervi, potete contare su di lui o comunque, ci rivediamo mercoledì alle 21:15. Grazie a tu